giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Si è appena conclusa la Santa Messa in diretta dalla chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia, officiata dal patriarca Francesco Moraglia. Come sempre, insomma, anche se le messe sono ripartite con la presenza, abbiamo visto tra l'altro anche nelle immagini di questa diretta la presenza delle persone, ovviamente tenendo tutte le distanze di sicurezza fondamentali, mascherine e quant'altro, torna l'appuntamento che si replica in questo appuntamento in diretta con le nostre telecamere, quindi per venire a portare nelle vostre case tutte le domeniche questo momento così intenso e particolare. Intanto domani, lunedì, è prevista una nuova ordinanza con nuove aperture, nuove attività, ulteriori attività che verranno riaperte. Ai primi di giugno, se tutto procede come sta andando adesso, quindi non ci saranno aumenti, ai primi di giugno ripartiranno anche le varie scuole per l'infanzia, quindi i centri estivi, ma sentiamo allora le direttive, le ultime direttive per la voce del presidente Luca Zaia. La fase 2 per il Veneto da lunedì 25 maggio si amplia con nuove aperture che riguardano tutta una serie di attività fino ad ora escluse. Lo dispone con una nuova ordinanza il presidente Zaia, secondo le linee guida approvate ieri dalla conferenza delle regioni. Si va dalle attività di noleggio di auto, moto e bici, alle attività per informatori scientifici, ai centri sociali, culturali, i circoli. Novità anche per i bimbi che finalmente potranno tornare sulle giostrine nei parchi. Aree giochi per bambini in spazi pubblici aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, giostrina sul centro commerciale, e strutture ricettive, la giostrina sul parco dell'albergo, del campeggio o quant'altro. Per gli spazi di proprietà pubblica possono essere fissate dalle amministrazioni comunali, attenti a questo, date di avvio successive a lunedì. Le giostrine, questo sta creando qualche problema soprattutto ai comuni più piccoli, dovranno essere igienizzate ogni giorno. Novità anche sul fronte della formazione. Formazione professionale, anche questa riparte da lunedì. Attività formative non esercitabili a distanza. Voi sapete che avevamo lo smart working e la formazione a distanza, tutte queste attività. Quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali, attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali. Sbloccata tutta l'area formazione di qualsiasi ordine e grado, che è anche quella delle autoscuole, tanto per capirci. Via libera poi all'apertura dei grandi parchi tematici, zoologici e di divertimento, alle attività delle guide turistiche e le professioni della montagna. Dal 1 giugno potranno riaprire le scuole dell'infanzia ed i centri estivi, un'ulteriore settimana per dare il tempo alle strutture di adeguarsi, ma non solo. Vogliamo anche vedere gli 8-10 giorni dall'apertura del 4 che produzione avranno rispetto ai contagi, a eventuali recrudescenze, e allora abbiamo detto, aprire l'asilo ancora in una fase di limbo nella quale non sappiamo che ricaduta ci sarà rispetto all'apertura del 4 può essere rischioso. Le disposizioni principali riguardano il numero di bimbi per educatore con piccoli gruppi che dovranno essere chiusi senza contatti con gli altri, così da isolare subito eventuali contagi. Obbligatoria la misurazione della febbre per i bimbi, gli operatori, ma anche per i genitori che li accompagnano e che non dovranno creare assembramenti all'entrata e all'uscita. Preferibilmente i piccoli dovranno essere accompagnati sempre dalla stessa persona, evitando accompagnatori dai 60 anni in su. Una successiva ordinanza, conclude Zaia, disciplinerà le aperture di cinema, spettacoli con pubblico dal vivo, centri termali, discoteche, sagre e fiere. Con questa ordinanza, che spero di fare in settimana, chiudiamo tutta la partita. Adesso non chiedetemi, ma le discoteche quando apriranno? Sicuramente non il 1 giugno, però insomma vedremo di fare in modo di mettere in fila queste ultime attività assieme alle terme e quant'altro, e di riuscire sicuramente a fare l'operazione per giugno, io spero nella prima parte di giugno. Infine un passaggio ancora sulla data delle elezioni, il governo sempre più orientato a settembre, Zaia su luglio. Il parere sanitario dice di farle assolutamente entro fine settembre, perché ha contezza del fatto che ci sono guai. Ottobre è a rischio. Se dice entro fine settembre vuol dire che farle a luglio sarebbe meglio, no?
E adesso ci occupiamo invece del primo fine settimana dopo la riapertura di tantissime attività. Anche una città come Bassano del Grappa è stata letteralmente invasa da bassanesi, ma non solo. Vediamo. Prima apertura, primo weekend turistico qui a Bassano, una cittadina vocata al turismo dopo l'apertura del 18. Ecco, voi da dove venite? Dalla provincia di Rovigo, Castelmassa e zona di confine tra province di Verona, Mantova e Ferrara. E non abbiamo la gamba per arrivare fino qua e niente, siamo portati con l'auto a circa 10-12 km di distanza. Adesso visitiamo Bassano e Marostica. Voi da dove siete? Da Cogoglio del Cengio. E avete scelto Bassano come meta turistica oggi? Sì, siamo passati e adesso torniamo ancora per il ponte. Alla Madonna della Salute a San Zenone degli Asilini. Abbiamo acceso una candela. Insomma, fra la devozione alla Madonna, la tanta voglia di bar e di shopping al mercato, oggi Bassano si presentava con una parvenza di ritrovata normalità. Tuttavia, poco distanziamento sociale, nessun guanto indossato per toccare la merce esposta, come hanno notato anche i giovani volontari di protezione civile. Un mercato pieno di gente, turisti doverosamente veneti, che ci hanno detto di amare molto Bassano. 2 motociclisti da Verona e altri dalla provincia di Padova. E c'è chi si saluta da lontano riconoscendosi da sotto la mascherina. Anche gli artisti di strada oggi sono tornati ad esibirsi, mai così apprezzati come adesso per quel quadretto di vita che inconsapevoli hanno regalato al primo weekend di apertura. E allora non ci resta che unirci anche noi a questo brindisi, sperando davvero che il coronavirus resti soltanto un ricordo da dimenticare in fretta. Decisamente tanta voglia di tornare alla normale routine, alla vita normale, sempre, ecco, intanto in questo periodo fondamentale resta, però vogliamo ricordarlo ancora una volta, tenere tutti gli accorgimenti indispensabili per limitare al massimo qualsiasi rischio di contagio. Intanto vediamo assieme che alla sede regionale della Protezione Civile tutto è pronto, i microfoni sono già sistemati, la postazione è allestita, siamo ormai in attesa dell'arrivo del Presidente Zaia e degli assessori Lanzarini e Bottaccin, che puntualmente alle 12:30 sono presenti e ci danno tutti gli aggiornamenti. Intanto vorrei approfittarne, aspettando proprio il governatore, per leggere alcuni dei vostri messaggi che ci state inviando. Sono sempre numerosissimi e il numero è sempre il solito, il 340 3218 806. Continuate a scriverci, noi cercheremo in qualche maniera di leggerne qualcuno, perché tutti quanti sarà impossibile, però ecco, li facciamo scorrere, quindi li vedete sui vostri teleschermi, li potete leggere e vedere, quindi vanno mandati in onda praticamente tutti. Allora vediamo, le mie figlie sono a casa da scuola da fine febbraio, non possono incontrare i compagni di classe neanche per un saluto, perché altrimenti si crea assembramento. E questo dunque è uno sfogo di questa mamma, in realtà come tante altre mamme che si rendono conto che i ragazzini non possono vedere i loro amici in questo periodo così particolare, così difficile. Adesso magari ci sarà possibilità di incontrarsi un po' più agevolmente, però ecco, resta indispensabile, fondamentale mantenere le distanze di sicurezza e ovviamente utilizzare la mascherina sempre. Quello della mascherina infatti è una cosa che viene sottolineata da tanti messaggi che ci state girando, persone che sono arrabbiate, perché è giusto essere anche arrabbiati, perché dicono noi indossiamo la mascherina, i guanti, stiamo attenti a tutto, e poi vediamo gente che o la mette sotto il naso o non la mette proprio, la tiene giù, quindi questa mancanza di rispetto alla fine sia per se stessi che per il prossimo davvero fa arrabbiare moltissime persone. C'è questo papà che dice: ho percorso oggi 8 km in bici con mio figlio di 6 anni, noi 2 con mascherine e guanti. Ecco qua il governatore Zaia. E allora vediamo, intanto Zaia è arrivato, vedo Bottaccin. Buongiorno a tutti. Ecco qua, anche l'assessora Lanzarini. Io vi lascio alla conferenza stampa. Bene, grazie per essere qui, buona domenica a tutti e un saluto a tutti coloro che sono collegati da casa. Fra l'altro oggi voglio ricordarvi che è il 24 maggio. Battaglia del Piave, il Piave mormorò, e quindi ricordiamo 24 maggio 1915, l'inizio della Prima Guerra Mondiale. E fra l'altro l'ingresso dell'Italia, scusami, grazie. L'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, e la partita era il Trentino e la Venezia Giulia, oltretutto.
E fra l'altro noi la ricordiamo, quella battaglia, poi per la canzone del Piave, no? Che è scritta da Gaeta, che era un napoletano, classe 1894 se non ricordo male. E vabbè, niente, giusto ricordare che sono passati 105 anni da quel 1915. Passerei subito alla lettura, se ce l'ho qui, non è che ho sbagliato cartellino, alla lettura del bollettino e dopodiché ad alcune considerazioni. Scusate, ecco qua. Allora, rispetto ai tamponi cresce ancora, sono 582.709, abbiamo fatto 11.234 tamponi in più. I positivi sono 19.086 più 12 e qui vi dico, me lo faceva notare l'uomo dei numeri, l'assessore Bottacin, che abbiamo molti casi di ripositivizzazione, cioè di fatto alcuni di questi 12, ma in generale in queste settimane si vede che sono dei negativi che tornano positivi. Probabilmente anche un fatto diagnostico, no? Voi sapete che il tampone non ha un'attendibilità al 100%, per cui c'è anche questo dato. Ovviamente sono considerazioni, perché bisogna sempre stare attenti a cosa si dice in questo mondo, considerazioni macro che vengono fuori dalla lettura delle tabelle. Avendo noi i positivi segnati si vede scritto ripositivizzazione, quindi ci sono anche questi casi. So quanti ne abbiamo visti? Su questi 12, 4. 4 sui 12, però può essere un caso isolato, può essere... però vi dico anche che c'è questo esempio, poi magari i clinici riusciranno sicuramente a spiegarlo. In isolamento ci sono 2.619, sono meno 2,33. Vedete che più o meno abbiamo 200 persone al giorno che se ne vanno dall'isolamento. Stiamo scendendo vorticosamente. I ricoverati scendono anche loro, 482. Vi ricordate i bollettini con 2.100 persone in ospedale? Meno 52. Le terapie intensive siamo a 40. 11 positivi e 29 negativi, quindi è stazionario. I dimessi sono 3.269 più 11. I morti in ospedale sono 1.351 più 3, i morti in totale sono 1.869. I nati sono 87. Ecco, grazie. E le considerazioni quali sono? Sono che si va verso, si chiude di fatto la prima settimana, perché a domani c'è una settimana di apertura, diciamo, e quindi di aumento importante anche nelle relazioni sociali, aprendo ristoranti, bar, piscine, palestre, centri sportivi. Voi capite e lo avete visto, voi avete fatto, ho visto un po' tutte le vostre testate, hanno fatto reportage sugli assembramenti o quant'altro. Noi abbiamo un giro di boa che ci siamo dati alla volta di giovedì, quindi 10 giorni per vedere se si muovono i ricoveri, se questo non rispetto delle regole che c'è stato, che è evidente da parte di alcuni, si traduce poi in una nuova infezione. Non è che ve lo dico così con tranquillità, siamo preoccupati, questo è ovvio, e siamo davanti però a un virus che oggi ci dà una positività che è sotto il 2 per 1000. Se pensate oggi, se volessimo paragonare i tamponi fatti che sono 11.000, quasi 12.000, con i positivi che sono 12, capite che siamo sotto l'1 per 1000. Per cui sono dati assolutamente che vanno verso situazioni di tranquillità. Ovviamente noi abbiamo l'obbligo di essere prudenti e di invitare i cittadini a affrontare il tema con serietà. Dall'altro avete visto ieri con l'ordinanza si sono aperte altre possibilità, stiamo lavorando, domani avremo ancora una conferenza dei presidenti e l'assessore Lanzarin lavorerà nel pomeriggio per ancora nuove linee guida, spero domani di chiudere tutta la partita delle terme.
E poi andiamo verso il tema dei cinema, il tema delle discoteche, delle grandi aggregazioni, insomma, di quello che manca ancora all'appello. In generale devo dire che del 10 di aprile, per fare un po' di bilancio, i dati sono pressoché sempre in discesa, sia rispetto ai ricoveri sia rispetto alle terapie intensive, e questi sono dati positivi. E poi ci sono tante teorie, c'è chi dice il virus come è arrivato se ne andrà, e questo è un dato di fatto, insomma la storia delle pandemie, delle epidemie ci insegna questo. Nel frattempo bisogna evitare di ammalarci, bisogna evitare di andare a infilarsi nei guai, di riempire gli ospedali e di mandare in crisi il sistema, tutto qua. E io non aggiungerei altro, no, volevo solo dirvi, ragazzi ci hanno mandato un sacco di cose, però guardate, vi ricordate che vi ho parlato di una signora che nottetempo a Mura di Cison di Valmarino si mise a realizzare tutte le mascherine in cotone per i cittadini, le mise nelle cassette e mi ha mandato una bella lettera che io non vi leggo perché è abbastanza lunga, e mi ha mandato una confezione. Voi sapete cosa sono questi? Sono bacchi da seta e me li ha mandati come segno di rinascita, no? Questo era della nuova stagione dei contadini, era il primo reddito, no? Perché passavano l'inverno, iniziava la primavera e ancora prima della primavera in casa i bacchi da seta, cioè l'animale si teneva in camera, si teneva nei granai, si teneva in stalla, dappertutto, e il bacco da seta, lei dice, il bacco da seta ha salvato, ha sfamato le nostre campagne povere, e dice il bacco da seta sarà anche il portafortuna di questa partita. Quindi grazie alla signora Biz che ci ha inviato ovviamente anche questo pensiero. E poi c'è Giulia Mascia che ci ha inviato questo, è un'altra ragazza, ha fatto un leone con un porta uova, perché adesso va di moda pulcini, uova. Eccolo qua, quindi anche per la creatività. C'è scritto che ama i cavalli e quindi la salutiamo. E poi abbiamo una miriade di disegni, guardate, stiamo veramente, come si può dire, preoccupati per la mole di disegni che arrivano, ma mandateceli e poi faremo questa mostra che ha ormai un sacco di candidature, perché si è candidato il sindaco di Vo, il sindaco di Treviso, il sindaco di Vicenza e tutti gli altri sindaci, per cui diventerà una mostra che avrà una sua vernice su un luogo simbolo e dopodiché diventerà itinerante, perché è giusto andare nei territori. Domande, prego? Ah sì, guardate, un'altra novità prima di passare alle domande. Ho il video, spegniamo adesso. Mi scuso con quelli che sono a casa che dicono che non vedono nulla dal video. Adesso io non so per quale motivo, però dicono che non si vede nulla. Però lo vedranno nei social, nella distribuzione, però desideravo in anteprima farlo vedere anche a voi, anche se qualche microfuga stamattina c'è stato, ho visto. Però insomma ci abbiamo lavorato tanto, spero vi piaccia, e abbiamo cercato di coniugare, capite, la frase finale dà una dimensione di tutto. Spegniamo le luci però forse. Basta poco, qualche centimetro meno, una svista, una pacca sulla spalla, un saluto più caloroso, una risata innocente, una stretta di mano, una leggerezza, e tutto tornerà a fermarsi. Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori. Eccolo. E quindi questo verrà distribuito, si rivolge a un target che è evidente, che è quello dei giovani, che è un target recettivo, è un target ovviamente mirato per tutto quello che sono poi diciamo, la fascia che in questo momento è più a rischio. E quindi alla fine si finisce con questa domanda happy hour, cioè ora felice. Non è un'ora felice, perché se poi finisce così non è un'ora felice l'happy hour. Per cui penso che sia fondamentale dare la massima diffusione a questo video. È stato realizzato
il quadrato, al quadrato, che è l'agenzia che segue l'azienda zero, quindi per conto dell'azienda zero è stato realizzato questo video. E ce ne sono anche altri in arrivo, però insomma questo è quello più importante, perché lo diffonderemo da subito nei canali social e negli altri canali in maniera tale da poter intercettare i giovani. Ringrazio tutte le realtà, le televisioni, le realtà che fanno comunicazione, la carta stampata o chi altri, che vorranno dare ovviamente visibilità a questo video, quindi anche un invito di metterlo nelle home page un po' dappertutto, in modo tale che si possa cliccare e vedere. Prego. Filippo Tosatto. Buongiorno Presidente. Ciao. Allora, tiene ancora banco, anche oggi mi pare, questo scontro che francamente per molti versi è sconcertante tra il professor Crisanti e la direttrice della prevenzione Francesca Russo. Anzitutto volevo chiederle se lei ha avuto modo di interloquire nuovamente con i protagonisti di questa polemica e soprattutto con Crisanti. E poi volevo raccogliere una sua osservazione su questo aspetto. Al di là delle rivendicazioni di primogenitura, a me sembra abbastanza grave grave dal punto di vista oggettivo, al di là delle ragioni o dei torti, che un consulente scientifico di prima grandezza della Regione, al quale la Regione ha affidato lo screening dei tamponi, quindi un'azione importante, abbia sostenuto che il piano messo a punto da un dipartimento regionale importante qual è la prevenzione sia un piano inconsistente, una baggianata. E questa è una valutazione oggettiva, al di là delle bizze o delle rispettive posizioni. Vorrei una sua parola di chiarimento su questo. Ma guardate, io di certo mi sono ritagliato il ruolo di pacere rispetto a questo. Dico che abbiamo in scuderia dei cavalli di razza, e siccome non sono dei ronzini, il cavallo di razza è sempre difficile da montare, è sempre impegnativo, ogni tanto scalcia, morsica, sgroppa, però insomma io penso che ne abbiamo messi e ne ho messi tanti in fila, perché vorrei anche ricordare che si va dal professor Crisanti alla dottoressa Russo, alla professoressa Tacconelli, alla dottoressa De Silvestro, alla dottoressa Cattelan, al professor Vianello, al professor Navalesi. Magari ai cittadini molti di questi nomi non dicono nulla, ma sono coloro che poi effettivamente sono coloro che hanno salvato le vite umane, cioè curando i cittadini, intubando i cittadini, curandoli nelle terapie intensive, curandoli alle infettive. C'è una squadra dietro, perché non vorrei che il tutto fosse ridotto al fatto che si comunica che ci sono solo 2 persone in Veneto che sono occupate della sanità, la dottoressa Russo e il professor Crisanti. Fanno parte di una squadra. Ci siamo anche noi, anche se magari qualcuno può dire togliete il disturbo, perché posso dire una roba, mi permetto di dire una roba, scusatemi. Allora, non è che può funzionare che se le robe vanno bene è merito dei clinici, se le robe vanno male è colpa della politica, però allora dove le cose sono andate male, se vanno bene dove merito dei clinici, dove sono andate male per la proprietà transitiva, secondo me è demerito dei clinici. Allora vuol dire che anche chi decide fa la differenza, no? Perché dando per scontato che i clinici sono tutti bravi, allora vuol dire che possiamo anche accreditarci un ruolo. Abbiamo comunque garantito al professor Crisanti, alla dottoressa Russo e a tutti i professionisti del Veneto una sanità d'eccellenza. Il professor Crisanti ha ereditato, e qui penso da 6 mesi, è un validissimo scienziato, 6 mesi o 7 mesi, se giù di lì, un validissimo scienziato che ha preso in mano il primo laboratorio di microbiologia a livello nazionale. È un investimento tutto veneto. Quindi lui ha una Ferrari ed ha gli skills e ha la preparazione per dirigere una Ferrari, ma dietro anche di lui c'è una squadra che assieme a lui poi pulsa, no? Perché è ovvio che se è una Ferrari di questo genere, cioè noi abbiamo il laboratorio BL3 per dire, no? Che significa che noi possiamo maneggiare, loro maneggiano virus e lavorano, avete visto anche quella partita del sangue, siamo uno dei 3 laboratori nazionali.
Tanto è vero che la Regione penso che abbia identificato nella partita delle carte, che se volete poi le rendiamo anche pubbliche, perché sono carte pubbliche, forse già a gennaio scrivevamo a tutti i direttori generali di avere come riferimento la microbiologia di Padova come laboratorio di riferimento, perché ragionavamo in assenza di virus nel pensare che un laboratorio bastasse e tutti gli altri si occupavano dell'ordinaria amministrazione. Alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in fila 14 laboratori per fare tamponi, 2/5 dei tamponi li fa Padova e il resto li fanno tutto in giro per il Veneto, dei 580.000 tamponi. Basta. Dico, io spero che si possa trovare una via comune, tutti hanno avuto un ruolo, tutti, e non voglio sminuire nessuno. Dopodiché, rispetto alle dichiarazioni del professor Crisanti, dovete chiedere a lui cosa intendesse. Cioè, io dico che il piano c'era, il piano c'è, punto. Ha avuto un'interlocuzione? Sì, mi ha messaggiato, ci siamo messaggiati anche ieri. Io ho un ottimo rapporto con il professor Crisanti e come ce l'ho ottimo anche con la dottoressa Russo e tutti, ma non lo dico perché va di moda così, chiedetelo al professore. Dopodiché io glielo dico sempre, voi siete come gli artisti, no? Io frequento gli artisti, a volte è genio, sregolatezza, no? Però ci sta fino al momento in cui poi ci sono le invasioni di campo e cominciano ad esserci problemi. Però insomma ne ho gestito di peggio. No, su questo non ho dubbi. Sì. Gli ha fatto una raccomandazione? Nel senso, non lo so... No, guardate... Ma no, guardate, cioè io penso che, ho detto che sono entrambi, peraltro io li considero persone assolutamente apprezzate dai veneti e dalla comunità in genere. Ho detto, guarda prof, si tratta di definire meglio ruoli e competenze e risultati, e siete due avanti per la sanità del Veneto, assieme agli altri professionisti gli ho scritto, per cui avanti tutta. Noi non abbiamo tempo di distrarci. Però insomma, a mio avviso non avrà nessun seguito sto dibattito del fine settimana. Bene, allora io adesso ho iscritto... C'era forse l'Alda, scusami prima. C'era Zennaro. Buongiorno, restiamo sempre sull'argomento Crisanti-Russo. Lei prima diceva, Presidente, genio sregolatezza fino al momento in cui non ci sono invasioni di campo e poi magari possono esserci così degli attenti. Oggi apprendiamo che in commissione a Montecitorio ci saranno delle audizioni di esperti sulle strategie per combattere il Covid-19, da Arcuri e a una serie di esperti, professori, scienziati, tra cui il professor Crisanti, che però non parlerà di tamponi ma parlerà di plasma. Ha sbagliato la commissione Montecitorio a invitarlo? O... Non ve lo so dire, però guardate, definiamo bene, l'università ha una convenzione con la regione. Perché? Perché la Regione è l'unica titolata a erogare servizi sanitari. L'università fa formazione e ricerca. Magari è bene chiarire ai cittadini. Allora, cosa accade? Accade che la Regione ha un contingente di medici addirittura pagati a metà con l'università, e il professor Crisanti è uno di questi, cioè che è in convenzione, perché il laboratorio è un laboratorio dove ci sono le nostre macchine e diciamo... E lì ci sono degli ospedalieri, ci sono degli universitari all'interno del laboratorio. Allora, alla luce di tutto questo, noi abbiamo un servizio erogato, punto. Dopodiché tutti questi temi che mi poni anche te, Alda, sono temi dell'università, è l'università che dovrà chiarire, perché immagino che ci sarà qualcuno all'università che si occupa, ad esempio la dottoressa De Silvestro, che è anche capo dipartimento del trasfusionale, che si occupa delle cure sui pazienti piuttosto che di tutto quello che è l'immunologia e la famosa banca del plasma. Ma queste non sono partite nostre, sono partite che dovete chiedere al rettore, non ne so proprio. Sarebbe per noi un'invasione di campo. Posso fare un'altra domanda? Prego.
Avete invece avuto occasione, modo di verificare o comunque di chiedere chiarimenti al direttore dell'azienda ospedaliera di Padova? Questa vicenda di cui parlava sempre il professor Crisanti, ci hanno messo i bastoni tra le ruote, la burocrazia, se non fossimo andati all'Imperial College di Londra non saremmo riusciti a trovare i reagenti? Non ne so nulla, nel senso che ho chiesto al dottor Flor, perché è corretto che dare la risposta che già ieri ci avete chiesto, di darci una risposta scritta rispetto a questo fatto, nel senso che sarebbe gravissimo che il professor Crisanti fosse stato costretto ad andare all'estero per avere dei reagenti, perché, mi sembra aver capito, per fatti burocratici o per no. Allora, a noi non è mai arrivata nessuna richiesta e non c'è mai stato nessun impedimento burocratico. Se è accaduto con l'azienda ospedaliera, ovvero con il dottor Flor, sarà il dottor Flor a chiarire sta roba. Però guardate, noi non ne sappiamo nulla, anche perché non posso non ricordare che noi abbiamo in mano una relazione a firma della professoressa Barzon, che diciamo, è un caposaldo del laboratorio di microbiologia, del forse 20 di, dico forse, guardate, sbaglio di un giorno, del 20 di gennaio, che ci informa che erano già operativi, già pronti a fare i tamponi con la modalità di Berlino, ho letto, e quindi poi non è il mio mestiere, e quindi se è accaduto qualcosa da quel 20 gennaio in poi non ve lo so dire, che quindi mancasse qualcosa. Se è accaduto qualcosa da quel 20 gennaio prima, non ve lo so dire, cioè non lo so, cioè noi da un punto di vista cartaceo abbiamo quel pezzo di carta lì che ci siamo pronti. Considerate che noi prima del 20 gennaio abbiamo fatto attività, il famoso piano della dottoressa Russo da un lato, ma le riunioni con i direttori generali, la vostra convocazione, forse qualcuno se lo ricorda, di sabato mattina per presentare la task force, ve lo ricordate quel sabato mattina? Andate a guardarvi le date, cioè come si fa a dire che se c'eravamo dormivamo? Cioè sono sotto gli occhi di tutti. Comunque, anche per evitare che ci sia qualcuno che poi ci fantastica sopra, non sto parlando del professor Crisanti, sto parlando magari di qualcuno mal informato che poi comincia a tirare nel mondo, sappiamo com'è. Stiamo redigendo la raccolta di tutti i provvedimenti relativamente al coronavirus, che la facevamo già perché stiamo facendo un diario di bordo del coronavirus, anche perché resti agli atti, no? Tutti i provvedimenti fatti, e la parte pre 21 febbraio la splitteremo in maniera tale che ognuno ha quel pezzo lì, no? Dal giorno 0 al 21 febbraio cosa è accaduto? Zennaro. Sì, volevo chiedere forse più per l'assessore Andari, sulle case di riposo. Ti posso lasciare dopo l'assessore, ti spiace? Sì, no, nessun problema. Grazie. Fois, buongiorno Presidente. Ciao. Lei ha detto giovedì si tireranno le somme di questi 10 giorni di apertura e ci si regolerà di conseguenza. Nello specifico volevo chiederle, nell'ipotesi peggiore, che cosa potrebbe accadere. Lei ha già detto che non ci sarà un altro lockdown perché non ce lo si può permettere neanche dal punto di vista economico. Qual è lo scenario peggiore che potrebbe verificarsi e in quel caso come risponderebbe la Regione? No, guardate, fermi tutti. Io ho detto in un'intervista che mi è stata fatta, ho dichiarato all'intervista del mattino, ho dichiarato che se ci fosse una reinfezione in autunno saremmo nelle condizioni di censire i focolai, ve ne ha parlato anche la dottoressa Russo, perché il focolaio per noi sono 2 persone conviventi o comunque che vivono da vicino, e quindi lavorare sui microfocolai e non più pensare di usare una rete con le maglie fine per prendere tutti. Questo ho detto. Quindi, dette in parole povere, finché sarà gestibile il lockdown non avrà più senso. Invece rispetto a qua, se ci fosse una reinfezione con una fiammata di quelle paurose, stile marzo, aprile di quest'anno, ragazzi, una fiammata di quelle paurose con 400-500 persone in terapia intensiva e 2000 ricoverati, va in lockdown, cioè non ci sono altre soluzioni. Cioè perché se fosse così forte vuol dire che siamo pieni di focolai, perché questo è il vero tema. La diffusione sul territorio. Dovremmo tornare tutti in casa, per questo che invito tutti a dire inutile pregiudicare il futuro per fare l'happy hour fianco a fianco, cioè fatelo lo stesso ma evitate il casino, utilizzate la mascherina.
Ecco, ancora Zennaro chiedeva. Volevo chiedere sull'apertura dell'Austria ai corridoi turistici. Sì, Cioè è un cambiamento, diciamo, rispetto alla settimana, all'inizio settimana, un cambiamento importante? Ma guardate, io penso che il turismo è come si può dire, è come il pensiero, no? È un concetto di libertà totale. Pensare che si debba vivere turisticamente pensando a dei corridoi possibili, a me sembra un assurdo. Allora, o siamo in esenzione da coronavirus e quindi possiamo avere uno Schengen europeo come l'ho definito io, oppure vuol dire che qualcosa non funziona. Siccome ci vuole un'autorità europea che sancisca questo, perché guardate, noi giustamente ragioniamo col confine comunale, regionale, nazionale, ma il virus non li conosce, o c'è o non c'è. In un mondo così connesso è assurdo pensare che i problemi dell'Italia finiscano sulle Alpi e poi inizino quelle dell'Austria, cioè, è un unicum. Per cui l'Europa, se c'è, batte un colpo su sta partita. Guardate che è totalmente assente. Allora abbiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un giusto riferimento per l'Europa. L'Europa prende in mano con il commissario alla sanità, alla salute, non so come si dica, prende in mano sta partita e quantomeno si faccia un minimo di sintesi con gli esteri. Anche stamattina parlavano delle persone che sono in Ungheria, dicono ma noi dobbiamo tornare in Italia, forse la Slovenia ha aperto le frontiere ma ci mancano ancora, cioè la gente deve farsi il calcolo di quante frontiere dovrà partire. Cioè, capite che non può funzionare, siamo in Europa, l'Ungheria è in Europa. Sì, ma i dati sanitari però sono molto diversi. Ma è l'autorità che deve stabilire delle modalità. Già qua ci potrebbe essere, già in Italia ci potrebbe essere una apertura parziale perché alcune regioni hanno... Però abbiamo dei dati di riferimento, sappiamo che c'è la chiusura o l'apertura in base alle regole. Non ho capito male, quello che sta dicendo è applicare anche all'Europa la stessa logica italiana. In modo tale che non sia più un privilegio per qualcuno, ma che sia una cioè, posso anche essere inquietato da un corridoio se è fatto così, diciamo alla bisogna, no? Penso che se abbiamo dei valori che sono l'R con T, l'R con 0, abbiamo tutto il tema di altri parametri che l'OMS ci dà, cerchiamo di uniformarli così sappiamo tranquillamente, è anche un benchmark per noi, no? Ognuno sarà stimolato a guardare i suoi dati per tenerli bassi, non c'è niente. Collega. Presidente, buongiorno. Ciao Emiliano. Il video ha fatto il suo effetto, nascono proprio per questo, quindi le chiedo in che modo potremo rivivere i grandi eventi, quindi parlo di discoteche, parlo delle feste, insomma di piazza, le sagre, tutto quel settore, quindi anche il cinema, degli spettacoli. Avete quindi in mente delle linee guida, effettivamente un modo per riuscire a contenere ciò che alla fine è l'avvicinarsi delle persone inevitabilmente, il toccarsi, come mostrava appunto il video, soprattutto nella danza che continuo a portare avanti. Sì, io ho capito che tu hai degli interessi nella danza, poi un giorno ci dirai quali, diceli subito così ci toglie la curiosità. Qual è l'interesse? No. Alla moglie che fa danza? No, assolutamente. Amorosa? No, assolutamente. La figlia? No. Allora non faccio altre domande. È che penso veramente a un settore che rimarrà forse siamo d'accordo, escluso tra ma guarda, io penso che il lavoro che stanno facendo gli assessori, in primis l'assessore Lanzarin, va in questa direzione. Stiamo codificando tutto con delle linee guida, ormai abbiamo fatto il 90%, ci restano questi settori, ma perché ci restano? Non perché siano di serie B, perché comunque le indicazioni sanitarie sono di non aprire subito, ma sono prossimi. Io direi che alla volta del 15 giugno spererei di aver chiuso tutta sta partita in generale, dopodiché torneremo come prima, più vicini di prima, a riabbracciarci come prima, ma in questa fase c'è una fase di limbo che dobbiamo un po' rispettare. Cioè, pensate che è una fase di convalescenza, definiamola così, quando tu sei convalescente non fai proprio al 100% quello che facevi prima, ma torni come prima, no? Ti rompi un piede o ti fai una ferita su una mano, non è che utilizzi l'arto come prima, poi torni a regime, si tornerà come prima, non ci saranno più le mascherine. Vedo gente inquietata del fatto che morirà con la mascherina, non sarà così. Quindi è semplicemente, Presidente, in base al contagio, perché ripeto, non riesco proprio, è transitorio, la fantasia a immaginarmi come vivere questi momenti. Ma si risolverà, guardate, cioè, diciamola fino in fondo.
probabilmente il giro di boa lo faremo in autunno con la reinfezione oppure no. Cioè, la storia di queste epidemie ci dicono questo, cioè come è venuto se ne andrà, nel frattempo va gestita questa partita. Però ricorda che proprio la dottoressa Russo diceva: io invece sto chiedendo di incentivare l'allerta e non di abbassare. Io cosa ho detto? Ho detto di abbassare, io non ho detto di abbassare la guardia, infatti stiamo facendo le linee guida, stiamo prevedendo tutto quello che deve essere previsto, qui mai nessuno ha abbassato la guardia, tanto è vero che quando c'è stato il giorno a contagio zero noi abbiamo detto guardate che è un dato spurio, cioè un dato, non è sfalsato, è un dato che può accadere. Grazie Presidente. Prego. Perfetto, Brinis. Ciao. Posso tirare un attimo così? Sì. No, a proposito di categorie dimenticate, ci sono, penso in Veneto, centinaia, se forse migliaia di lavoratori che lavorano nelle sale gioco. Alcune forze politiche vedono il gioco d'azzardo come una piaga assoluta, però la legge lo consente, dopo che piaccia o non piaccia, si possono fare tutti i discorsi etici che vogliamo, però le sale gioco al momento sono chiuse dal DPCM, non da noi. No, lo so, però lei che dice? Cioè, voglio dire, sono comunque tantissimi lavoratori che sono senza stipendio perché poi c'è il discorso della cassa integrazione che non arriva e quant'altro, quindi è assolutamente vero. E ti aggiungo anche di più che assieme alle sale gioco, le sale bingo come qualcuno le definisce, ci sono anche i casinò, in particolar modo i 2 casinò di Venezia e Sanremo che sono ancora chiusi. E allora c'è una doppia, diciamo, riflessione, quella del Ministero degli Interni per l'autorizzazione, perché comunque c'è di mezzo anche il Ministero degli Interni, e poi c'è quella importante di natura sanitaria. Ma su questo il Comitato Tecnico Scientifico per ora è stato inamovibile, come per le discoteche, il cinema e quello che sapete. Però anche lì arriveranno le linee guida e bisogna partire, cioè linee guida che di fatto ci sono già. Però il tema del blocco col DPCM non è irrilevante. Considera poi che il tema nazionale qui pesa molto perché poi sono di fatto dei monopoli dello Stato, perché loro vivono dell'aggio, no? Come si dice, e quindi sono strettamente legati a doppio filo al governo e allo Stato. Cioè con noi ci sono, sicuramente portiamo avanti anche questa partita, ma non è strettamente legata a noi. grazie. Allora, non sei l'unico che ci ha posto questa questione, cioè è una questione pesante dal punto di vista occupazionale. Mi sembra che volesse intervenire il collega Tosato. Prego. Sì, dunque io torno sui tamponi. Prego. Per 2 ragioni, poi le devo fare anche una domanda che ha posto un lettore. Allora, per quanto riguarda i tamponi, vengono segnalati ritardi negli esiti. Persone che hanno fatto l'inizio della settimana, alla fine della settimana non sanno ancora nulla e insomma sono un po' in ansia. Sta benedetta macchina di Padova, quella che era stata bloccata dal guasto, ci hanno spiegato precedente l'apparecchio a cui era collegata, insomma ci hanno detto che è un circuito di 3 apparecchi, sì. 1, 2, 3. Gli estrattori? Ecco. Sta benedetta macchina ha ripreso a funzionare. Dovrebbe essere stata riparata perché ci parlavano di giovedì, potete sentire il dottor Flor e probabilmente l'esito in ritardo potrebbe far parte del fatto che legato al fatto che sempre secondo il dottor Flor la giacenza di tamponi era sui 20.000 pezzi. Circa 20.000 pezzi. Sì, su Padova. Ecco, poi c'era un'altra domanda. Da verificato dal dottor Flor ovviamente. Però visto che è stato scritto sui giornali e nessuno l'ha smentito, vuol dire che è buona allora. Su questo fronte dei tamponi, ecco, qual è la prospettiva? Nel senso che sappiamo che adesso in questa fase vengono testati i farmacisti, no? Mi pare. Anche i farmacisti. Anche i farmacisti. Sì, sono i dentisti. Ecco, ho parlato con dei farmacisti di questa settimana, alcuni sono stati chiamati, eccetera. Comunque, siamo ai dentisti adesso? Lo allarghiamo ai dentisti, facciamo ogni 10 giorni i medici al fronte,
malattie infettive e terapie intensive, e ogni 20 giorni il resto del personale sanitario e le case di riposo. Vi portiamo anche uno schema così vedete. Di fatto noi usciamo, vedete, ogni giorno 11.000, 10.000, 12.000 tamponi per fare tutto sto giro. Quell'idea che era stata suggerita, era emersa qui durante i punti stampa, di uno screening estivo rivolto anche in maniera random ad alcune fasce della popolazione. No, guardate, adesso c'è l'indicazione nel piano di sanità pubblica della dottoressa Russo, c'è l'indicazione di fare le categorie a rischio e poi ovviamente i sintomatici e i contatti stretti, e poi si fanno gli isolamenti, cioè questo è il piano che stiamo seguendo da mesi ormai. C'era un tema epidemiologico di studio che aveva proposto il professor Crisanti rispetto a una popolazione indifferenziata, ma ecco, io non vorrei si confondesse l'aspetto della cura e clinico sanitario da quello che è ricerca scientifica. Faccio un esempio: su Vo c'è un esperimento di natura di ricerca scientifica che va per conto suo, che ovviamente è stato messo in piedi dal professor Crisanti, ma non è che noi facciamo cure oggi con la partita di Vo, magari Vo ci darà, come si può dire, delle indicazioni su molti aspetti, ma nel frattempo noi dobbiamo curare i cittadini. Ecco, un'altra domanda, questa molto specifica se vogliamo, ma neanche tanto. Un paio di lettori ci chiedono come e quando saranno sbloccati i concorsi regionali extrasanitari. Nel senso che... quelli che si sono sospesi per il coronavirus, ma si riparte. Abbiamo messo tutta la formazione. Parliamo di extrasanitari? Sì, li avevamo sospesi, fra l'altro, avevamo lasciato aperto solo quelli sanitari. Esatto. Ripartono, io penso che da giugno si torna in pista, insomma, anzi alcuni sono già ripartiti, ho visto i bandi su alcuni. Prego. Ad Avanzano. Presidente, lei ha detto che alla volta di giovedì si capirà un attimino. Abbiamo degli indicatori. Rispetto alle 2 settimane di apertura. Ci sono alcune attività che però non possono aspettare, nel senso che devono essere programmate per tempo e quindi probabilmente dovranno esserlo in questa settimana o nei giorni prossimi. Lei fa parte del Consiglio di amministrazione della Biennale. Biennale Architettura è saltata, rinviata l'anno prossimo per la città di Venezia, ma non solo, un po' per tutto il Veneto è stata una perdita anche dal punto di vista economico, e in ballo c'è la mostra del cinema. Lei che parere ha per settembre, di farlo o di rinviarla? No, di farlo. E vi dico, c'è anche un parere sanitario, anche se qualcuno non se n'è accorto, che è quello del Comitato Tecnico Scientifico, che ha espresso un parere per le elezioni. Ha detto che le elezioni vanno fatte non oltre settembre, il che vuol dire che a settembre in teoria dovremmo essere tranquilli, no? Lo dicono loro. E siccome la mostra del cinema si fa da fine agosto ai primi di settembre, ci sta. Guardate, ho parlato col presidente Ciccutto, ne ho parlato proprio qualche giorno fa, l'ho chiamato, e ci sentiamo ogni tanto, e c'è il tema dell'architettura che oggettivamente mi diceva, messi in videoconferenza non so quanti, 200 e rotte realtà, dice la stragrande maggioranza non si prendeva l'impegno di venire a allestire, perché poi io sono il primo a dire che è una grave perdita, che è un casino, però bisogna anche essere corretti e dire se questi non vengono ad allestire i padiglioni. Tanto è vero che il presidente Ciccutto mi dice che sta pensando comunque a qualcosa di alternativo e di valorizzazione in questa fase di limbo di attesa. Sulla mostra del cinema c'è la grande partita di farla, perché io dico bisogna farla, e probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che di solito siamo abituati a vedere. Mi diceva anche il presidente, che è un esperto di cinema, mi diceva anche che molte produzioni del coronavirus non riescono a rispettare le anteprime e le uscite dei film, perché si sono sospesi i set e quindi le riprese, per cui c'è anche quel problema. La mostra del cinema si deve fare, insomma, il periodo sembra ad oggi che sia ottimale, quindi si faccia, anzi
sarà un'occasione insomma per far vedere che qui si riparte. Sapete, la mostra del cinema chiusa a Venezia ha un effetto che non è proprio irrilevante a livello internazionale. Ecco, se non ci sono altre domande Lascio per il Presidente, l'assessore Lazzarin. c'era una richiesta di Zennaro per l'assessore Lanzarin, Sì. e poi abbiamo l'assessore Bottacin che ha anche delle informazioni interessanti da darci. Io vado perché ho la diretta con l'Annunziata oggi. Perché? No. Bene, bene. Anzi, grazie che ci ha pensato. Arrivederci, buongiorno, grazie e buona domenica. Prego, assessore Lanzarin. La domanda sì, l'ho già fatta prima, ma è quella sulle visite dei parenti nelle case di riposo, perché continuano, cioè, ovviamente la situazione è tragica per anche i contatti con questi anziani che già sono in difficoltà senza vedere, e quindi è un nervo, diciamo, sensibile. Noi eravamo pronti già con le linee di indirizzo che prevedevano sia le riammissioni, quindi i nuovi ospiti, quindi il doppio tampone, uno all'inizio, uno dopo i 14 giorni, il periodo di isolamento, le visite e anche la riapertura, perché c'era un'altra parte, quella dei centri semiresidenziali per non autosufficienza, che sapete soprattutto per i malati di Alzheimer sono molto importanti, no? Quindi abbiamo questo documento che è pronto, abbiamo chiesto proprio nello spirito collaborativo, insomma, con cui ci stiamo muovendo, anche delle osservazioni alle due sigle, URIPA e UNEBA. Ce le dovevano dare entro venerdì, ci hanno chiesto questo fine settimana un po' più di tempo, però la volta di lunedì insomma noi usciamo con queste linee di indirizzo che prevedono tutta una serie di cautele, per quanto posso anche già anticipare qualcosa, tutta una serie di cautele, però aspettavamo anche loro, e anche la possibilità di fare dei tamponi veloci, quelli rapidi per capirci, al familiare che va a visitare, cercando di limitare comunque sempre il numero dei familiari che entrano, e anche più o meno, anche se sappiamo che non è difficile perché poi c'è l'anziano con più figli, però più o meno anche la stessa persona. Quindi da lunedì? Da lunedì usciamo sicuramente con le linee, che quindi poi apriranno subito immediatamente. La settimana prossima? Sì, per i primi giorni della settimana prossima, insomma, cercando di dare delle linee ben precise. Sì, poi sarà ogni residenza che però deve applicarle, decide se applicarle o no? Poi è chiaro che all'ente gestore noi diamo le indicazioni collettive e quindi uniformi per tutte, poi saranno le singole, però io credo che insomma in base a questa anche il fatto di riammettere nuovi ospiti, questo sia nel dare una risposta alle famiglie che sono in lista d'attesa e attendono, ma sia anche appunto per le strutture che se no sappiamo stanno andando un po' in sofferenza anche come numeri. Grazie. C'è la collega Vanzan del Gazzettino. Assessore, sempre riferito appunto alle case di riposo, ai centri per gli anziani, le linee guida cosa prevedono specificatamente per le visite dei familiari? Avranno il contatto fisico o ci sarà il vetro, la barriera? Ci sono le ipotesi del vetro, su questo volevamo anche per questo abbiamo aspettato anche le osservazioni da parte delle due sigle URIPA e UNEBA, perché devo dire la verità, loro sono molto prudenti su questa cosa qui, perché noi oggi abbiamo, mi parlava il direttore Benazzi, quindi cito l'USL 3, che non c'era più nessun nuovo caso positivo in tutte le strutture della Marca Trevigiana, quindi è chiaro che anche lì la cosa si sta riducendo e spegnendo, però sempre con la massima allerta. Abbiamo avuto però delle situazioni insomma, che a Verona, nuove, che non c'erano prima, quindi è chiaro che insomma, la cosa muta in velocità e anche in questo modo qui. Loro chiedevano appunto di essere molto più prudenti, per questo abbiamo chiesto a loro queste osservazioni, quindi prima di darti proprio una definizione completa aspetterei di capire un attimo cosa è emerso da questa interlocuzione che abbiamo avuto con loro. Grazie Assessore. Allora l'assessore Bottacin con delle novità interessanti in materia di protezione civile. Mi pare che ci fosse anche una domanda di qualcuno. Allora, visto che oggi abbiamo finito un po' prima, pur arrivando per ultimo, ma con 5 minuti ve li rubo. Ve li rubo perché... No, vi rubo 5 minuti. Vi rubo 5 minuti per presentarvi il più grande donatore di tutta questa partita.
perché il Presidente ha detto che siamo arrivati a 50, quasi 60 milioni di euro, no? Ecco, però c'è un donatore che ne ha fatti 22 milioni e mezzo da solo, e che è il sistema della protezione civile del Veneto. I volontari 2 giorni fa hanno espresso 101.182 giornate di lavoro. 182 giornate di lavoro, che quantificate secondo il parametro che utilizza per esempio l'Associazione Nazionale Alpini corrispondono a 22.260.000 euro regalati alla collettività. Io l'ho detto in diverse occasioni, no? Si vincono le guerre con chi sta in trincea, i medici, gli operatori sociosanitari, la ricerca e tutto quanto, ma anche con i reggimenti logistici. E la protezione civile ha garantito la logistica in tutta questa attività. Vi elenco alcune attività che hanno svolto: screening temperatura presso aeroporti dal 31 gennaio, no, ma dopo ve le facciamo vedere. Dal 31 gennaio, lo sottolineo, cioè noi siamo operativi dal 31 gennaio, da quando il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ogni mattina qui dentro, dal 31 gennaio, c'è il collegamento con il Comitato Operativo Nazionale, ininterrottamente, sabati, domeniche comprese, e sala operativa sempre aperta, sono lì dietro i ragazzi della sala operativa anche oggi. Montaggio tende pre-triage all'esterno delle strutture ospedaliere, e per quanto riguarda il montaggio vi ricordate il 21 febbraio sera il montaggio delle tende fuori dall'ospedale di Schiavonia. Le prime delle 128 strutture che sono state montate, non solo tende convenzionali ma anche posti medici avanzati, che sono dei piccoli ospedali da campo. Supporto attività pre-triage, dove appunto i volontari di protezione civile sono stati impegnati nell'accoglienza delle persone che presentavano probabili sintomi da coronavirus. Ecco che sottolineo il fatto che i volontari sono stati in prima linea, anche loro a contatto con potenziali contagiati. Ripristino strutture ospedaliere, cioè hanno preso in una settimana, è stato definito da altri fuori dal Veneto, il miracolo della protezione civile del Veneto. In 5 giorni hanno ripristinato 5 ospedali dismessi, mettendoci dentro 740 letti e sistemando ascensori, impianti termici, impianti gas medicali, eccetera, eccetera. Un lavoro enorme. Sembra una passeggiata. L'abbiamo gestito tutto noi, non abbiamo avuto consulenti esterni. Tutta sta partita l'abbiamo gestita qui come protezione civile del Veneto, e con le 25 persone, perché queste sono le 25 persone che dal 31 gennaio stanno operando, dandosi i turni qui dentro come protezione civile. Quindi ringrazio anche tutti i dipendenti funzionari di questa struttura, che sono solo 25, ma come ha detto Mattarella penso che possiamo confermare anche questa volta la protezione civile ha dato una lezione a molti. I 101.182 giornate uomo non si riscontrano, tenuto conto che siamo 5 milioni di abitanti, in nessuna parte d'Italia, tanto per essere chiari. Ci sono regioni che sono enormemente distanti da questi numeri. Presidio strutture ospedaliere diurno e notturno, perché gli ospedali riattivati sono presidiati con squadre di sicurezza, di emergenza, siccome non sono a norma, H24 tuttora, ma anche il presidio per chi entra negli ospedali, e quindi l'assistenza e informazione presso ospedali e distretti sanitari. Assistenza e informazione presso le stazioni ferroviarie, lo sapete che pur non essendo compito della protezione civile ci è stato chiesto e abbiamo fatto anche questo tipo di attività. Supporto alle sale operative regionali e provinciali, ovviamente, supporto ai centri operativi comunali. Sono centinaia di comuni in Veneto che hanno aperto il centro operativo comunale per questa emergenza. Assistenza alla popolazione, distribuzione di dispositivi informatici, recupero e distribuzione mascherine e altre forniture, e su ciò che riguarda le mascherine dopo vi do un paio di numeri. E noi abbiamo 498 organizzazioni di protezione civile iscritte in Veneto,
si va dalla più grande accreditata che è la Croce Rossa Italiana, che ha quasi 8.000 volontari, poi c'è l'Associazione Nazionale Alpini che ne ha circa 4.000, e poi si va a scendere fino al gruppo comunale, tutti che hanno lavorato in sinergia e in organizzazione. Questo per dire, prima ho ringraziato i nostri funzionari, perché si tratta di coordinare tutto questo esercito di persone che anche oggi sono fuori sul campo. I volontari che hanno regalato queste 101.000 giornate uomo sono 8.848 ad oggi. E dicevo, la logistica è stata la parte che ha impegnato di più. Il materiale che arrivava dal commissario Arcuri da Roma, ma anche da altre parti, viene trasportato dai volontari della protezione civile ad Azienda Zero e poi distribuito anche in molti casi a case di riposo e alle province, ai comuni e agli ospedali. Quindi immaginate la mole di camion e mezzi che si muovono. C'è stato anche un incidente, un furgone che si è ribaltato, per fortuna senza feriti. Sono state distribuite agli ospedali oltre 14 milioni di mascherine chirurgiche, 5 milioni, quasi 6 milioni di mascherine FFP2 e alla popolazione 21 milioni di mascherine come quelle che sta indossando adesso Filippo. Oltre naturalmente a centinaia di ventilatori, di provette per tamponi, pompe peristaltiche, pompe siringa, eccetera. In più hanno distribuito tutto il materiale che ci è arrivato come donazioni, perché fra i donatori c'è chi mette i soldi, chi mette anche le donazioni. Magari vi facciamo avere l'elenco perché sono veramente tanti, ma anche qui una quantità di materiale che è stato trasportato e spostato in giro per tutto il Veneto in maniera importante. Attività, dicevo prima, di sala operativa qui, ma abbiamo risposto e stiamo rispondendo ad oggi siamo arrivati a 10.130 telefonate per quanto riguarda ordinanze, chiarimenti, dubbi, eccetera. Rispondono da lì, dalla sala operativa, e continueremo questo tipo di attività. Fino a una decina di giorni fa l'attività era H24, quindi anche di notte uno telefonava, rispondevano, e poi in affiancamento alla sanità i volontari hanno svolto l'attività di contact tracing, cioè le famose 2 telefonate che venivano fatte al paziente per sentire come stava. In molti casi dietro al telefono c'era un volontario della protezione civile. Ecco, io vi ho rubato 5 minuti di tempo perché ritengo che coloro che sono stati definiti un modello che ha dato una lezione a tutta Italia il 12 marzo dell'anno scorso, l'ha detto Mattarella in occasione della visita a Belluno, si riferiva all'emergenza Vaia, penso che anche in questo caso abbiano dato un riscontro assolutamente eccezionale. Non posso che ringraziarli. E mi sembra il minimo sindacale. Sono il più grande donatore di questa emergenza. Tenete presente che molti di loro sono sul campo non dal 21 febbraio, dal 31 gennaio, perché lì è stato aperto lo stato di emergenza. Quindi la protezione civile è qui presente in emergenza dal 31 gennaio, non dal 21 febbraio. Quindi questo anche per rispondere a chi dice non c'erano piani, non c'era niente. Grazie Assessore, se ci sono domande. Sì. Dopo lo passo a Reggiani che vi manda il prospetto. Io avevo una domanda per l'assessore Bottacin che riguarda un po' quello che diceva prima Zaia, ovvero la tua segnalazione forse sul modello, su una interpretazione del modello riguardante le reinfezioni. Hai qualche segnale in questo senso? No, semplicemente ho fatto questa osservazione. Oggi quanti sono i casi positivi in più? Mi pare 11, 12, però di questi 12 in realtà non sono 12 persone che fino a ieri non erano, come dire, sconosciute al virus. Di queste ce ne sono alcune 4 o 5, adesso non ricordo, che purtroppo sapete che poi dopo per dichiarare uno guarito non basta un tampone, e purtroppo si è riscontrato che erano
il primo tampone gli dava probabilmente come esito negativo, e però il secondo tampone poi ha dato esito positivo, quindi si sono ripositivizzati. Ma scusa, non può essere solo il problema che anche i tamponi hanno un margine di errore? Sì, può essere anche questo. Può essere, infatti è il motivo per cui non basta un tampone per dire che sei guarito. Sì, però intendo dire, erano persone che già conoscevano il virus, no? Stavano uscendo diciamo, dal tunnel del virus, e in realtà non si possono ancora dire usciti, però ieri quelli risultavano negativi e adesso risultano positivi di nuovo, e quindi c'è anche questo aspetto, insomma. Capitato nel contratto su 10.000? Sì, su oltre 10.000, stiamo parlando sempre su una puntualizzazione assolutamente. Un'altra domanda mi pare ci sia. Assessore, buongiorno. Nel report mi è mancato il famosissimo ospedale del Qatar, quelli costruito di cui abbiamo parlato per sapevo che l'avresti chiesto. Sì, eravamo affezionati un po'. Pensavo lo chiedesse Filippo. E volevo chiederle invece, tra di voi non c'è stato nessun caso di contagio, quindi anche in questo siete stati altamente performanti, e seriamente, data l'esperienza che non è ancora ultimata, che cosa potenzierebbe? Lei ha parlato della logistica che vi ha molto impegnati, c'è qualcosa, insomma, un settore, un ramo che potenzierebbe, o qualcosa che effettivamente ha notato ha avuto una mancanza, e quindi come lezione di vita la prossima volta aggiustiamo? Allora, diciamo, partiamo dalla fine, no? E diciamo che il sistema è partito ben integrato, nel senso che dal 31 gennaio stato di emergenza, si è integrato immediatamente con la sanità, tant'è che il personale che faceva l'attività di volontariato era la Croce Rossa, e per ovvi motivi, perché gli unici sono abilitati a misurare la temperatura, eccetera, non è che lo può fare chiunque. Quindi il sistema ha agito in maniera integrata, anche con il supporto del mondo scientifico, perché ricordiamoci che il mondo accademico fa parte del sistema nazionale della protezione civile, e così come con le nostre strutture, no? Infatti siamo qua. Il Presidente, fra l'altro, ha voluto dal secondo giorno, il 22 febbraio, che questo fosse un po' il cuore di tutta l'emergenza, no? Pur essendo un'emergenza di carattere sanitario, no? Ma perché noi siamo abituati a lavorare con un sistema integrato, e quindi mettere insieme tutto quello che è possibile mettere insieme. Mi pare che abbiamo lavorato bene. Non abbiamo chiesto chissà quali aiuti all'esterno, ci siamo sostanzialmente arrangiati, e come ha detto il Presidente, le cose sono andate bene. Se sono andate bene, magari ci guardiamo intanto anche allo specchio, ci facciamo un sorriso fra di noi, nel senso che l'ho detto con Vaia, c'è pure scritto un libro, e lo dico ancora, insomma. Allora, una volta può essere un caso, la seconda forse non è proprio un caso, no? Allora vuol dire che c'è ancora qualcosa da migliorare, sempre. Si poteva fare meglio? Sicuramente sì. Si impara dagli errori? Sì. Io posso dire che il sistema qui ha funzionato bene. Dopo, su alcuni dettagli si possono migliorare, quello sempre. Dico, noi per esempio... Faccio un esempio, se si può sbilanciare su cosa migliorerebbe. Per quanto riguarda noi, la sede non è nelle migliori. I giornalisti condividono, e Zanzara compreso. Ecco, allora, la mia collega non può parlare perché la sanità è piena di soldi, e quindi c'è tutte le sedi mega grandi. Noi siamo più poveri e ci arrangiamo con quello che abbiamo. Però, pur avendo queste problematiche, ho sottolineato il fatto che siamo in 25 in questa struttura. Andate a vedervi come sono le altre realtà regionali, sono in molti casi un po' più complicate. Però insomma ci abbiamo messo l'anima e il cuore. Ringrazio tutti i dipendenti, perché veramente sono fissi qua costantemente, quindi ci sono i volontari, ma ci sono anche i dipendenti che non si sono tirati indietro, e credetemi che fare dal 31 gennaio a oggi, sabati, domeniche, Pasqua, cioè non è proprio una passeggiata, anche per chi si occupa di protezione civile. Non esiste una emergenza che abbia avuto una durata così lunga. Cioè, lasciate stare lo stato di emergenza, che è un aspetto fra virgolette burocratico, ma l'emergenza vera sul campo dal 31 gennaio ad oggi, fate i conti di quanti mesi sono passati, quando c'è un terremoto hai la fase acuta, poi dopo in questo caso invece sono costantemente anche sul campo, per cui li ringrazio.
No, ripeto, si può sempre migliorare qualcosa, però insomma devo dire che io posso dire che la Protezione Civile del Veneto, non grazie a me, grazie a tutta la struttura, insomma è un vanto e ne sono contento, insomma, ecco. Per l'ospedale del Qatar, ve l'avevo già detto, no? Ci è arrivato parziale, c'erano delle cose non a norma, ovviamente abbiamo chiesto all'Emiro che ci desse indicazioni e ci mandasse il materiale che manca, siamo in attesa di questo. Collega. Assessore, io volevo chiederle questo, visto che la fase acuta ormai si sta allontanando, se non mi ricordo male circa un mese e mezzo fa addirittura era stato detto che secondo il modello matematico credo gli ultimi casi di positività si sarebbero registrati a luglio. È un dato che si sente di confermare? Ma guardate, il dato dipende anche dal comportamento, l'avete chiesto voi prima, no? Cosa succederà la prossima settimana dove vedremo gli esiti perché il modello matematico, come vi ho detto più volte, è stato ritarato a seconda delle situazioni che avvenivano. Ovviamente siamo in attesa di questo e quindi questo potrebbe confermarlo oppure smentirlo. Guardate che quando si dice gli ultimi casi, poi non è ogni tanto vedo il 9 giugno, il 12 luglio, cioè non funziona così in ambito statistico, no? Il caso di 0 contagi è un dato che statisticamente non ha alcun significato perché devi vederlo confermato per alcuni giorni. Per quello che dico, io non sono statistico, anche se ho fatto qualche esame di statistica, però deve essere confermato, insomma, quindi il dato di un giorno non è significativo. Idem, io non posso dire una data anche con questo modello perché il modello ha dei margini di errore. Io l'ho fatta anche vedere la curva, no? E non è che ci sia la sovrapposizione perfetta, cioè, il trend, l'andamento è molto simile, non ci ha sbagliato di molto, ci ha dato la bussola su dove andare, ma il dato preciso, numerico, è impossibile da ottenere. Bene, se non ci sono altre domande chiudiamo qui, grazie agli assessori Lanzarin e Bottacin e buona domenica. Ecco, abbiamo visto, si è appena conclusa la conferenza stampa, la parola è stata data anche ai due assessori Lanzarin e Bottacin. Diamo allora subito noi uno sguardo intanto alla tabella aggiornata dei casi Covid positivi, le variazioni che ci sono state rispetto a ieri alle 17, quindi ci sono nella notte questi 12 nuovi casi positivi, un totale tamponi 19.086, nello specifico casi attualmente positivi sono 2.660, le persone decedute in strutture ospedaliere ed extraospedaliere 1.869, i negativizzati, numero che fortunatamente sta aumentando di giorno in giorno, 14.557. I soggetti in isolamento domiciliare sono 2.619, questo invece è il numero che cala fortunatamente di volta in volta. Andiamo a vedere adesso la situazione delle persone ricoverate in area non critica, in terapia intensiva e i decessi in ospedale. Allora, 482 le persone in area non critica, meno 6 dunque rispetto a ieri, quindi 6 persone che sono uscite dall'area non critica. Invariata rispetto a ieri sera la situazione della terapia intensiva con questo 0, quindi restano 40 le persone in terapia intensiva, un decesso nella notte e siamo arrivati a quota in ospedale 1.351 persone che sono morte in ospedale dal 21 febbraio ad oggi, quindi da quando è iniziata l'emergenza Covid-19. Ci fermiamo per qualche minuto e ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci in diretta e allora andiamo subito al mare, andiamo a Jesolo e vediamo come è stato questo fine settimana dopo il lockdown. È la prima volta che veniamo dall'anno scorso, praticamente abbiamo una casa qua, ma una spiaggia così bella è impossibile resistere, quindi... Anche perché dentro casa 2 mesi non è stato molto facile, quindi finalmente possiamo goderci un po' il sole. Ombrelloni e lettini saranno posizionati dal prossimo weekend, ma intanto la spiaggia di Jesolo comincia a popolarsi.
arrivi esclusivamente dal Veneto, pendolari del fine settimana che per il momento possono godersi metri e metri di spazio, lontano da ogni rischio di affollamento. Perché se lo rispettiamo tutti riusciamo a godere anche tutti della spiaggia, altrimenti rischiamo di perderla nuovamente. Adesso è facile, dopo vedremo quando c'è tanta gente. Tanta gente, ovvero la speranza degli stabilimenti balneari che si stanno attrezzando, cartelloni, messaggi sonori a ripetizione e steward per garantire accessi ordinati e rispetto delle distanze. Una cosa è certa, andare al mare non sarà più come prima e sarà fondamentale prenotare il posto in spiaggia anche attraverso un'app. Ogni stabilimento prevederà dei posti contingentati, cioè innumerare le persone all'interno, non ci sarà un afflusso e un accesso indiscriminato, prenotare per tempo il posto spiaggia, sia esso in zona libera sia esso in zona commerciale, però arrivare a Jesolo già con una prenotazione scritta. Le spiagge libere rimarranno tali solo per il portafoglio, ma controllate per accessi, distanze e balneazione. Di piantumarle con dei paletti da ombrellone e quindi il paletto da ombrellone messo a 10 metri di distanza, in una 3 metri e mezzo, 4 metri uno dall'altro, creeranno la zona prevista dei 10 metri quadri. 10 metri quadri per ogni ombrellone, 12 in alcuni casi, ma non è sufficiente, occorre organizzare anche gli spostamenti. Inevitabilmente ci sarà un avvicinamento con le altre piazzole. Noi stiamo studiando anche delle situazioni in cui si creino dei corridoi all'interno dello stabilimento in cui ci sia un accesso tranquillo, sereno e rispettoso di quelle che sono le indicazioni. Almeno per quest'estate, sole e relax saranno quindi il risultato di una complicata equazione geometrica e logistica. Per gli operatori turistici invece vincere equivale a contenere le perdite. 30-40% riusciremo a misurare la diminuzione di afflusso turistico. Senz'altro è una stagione anomala, è una stagione diversa dalle altre, siamo all'anno zero. E insomma, tra l'altro abbiamo visto riprenderà anche tutta la stagione estiva, e a Padova invece ha ripreso a pieno regime lo storico mercato al Prato della Valle. Il mercato di Prato della Valle torna a pieno regime, bancarelle di abbigliamento, calzature, bricolage, tutto come ai tempi prima del Covid, tranne che per le modalità di accesso. Si entra nell'area solo con mascherina e guanti. Mascherina, guanti per toccare la merce, gel igienizzante esposto ad ogni banco, chiacchiere a distanza. Ecco la nuova vita del mercato dopo l'esplosione della pandemia del coronavirus. Prato della Valle cerca di tornare alla normalità. In piazza tornano le varie tipologie di bancarelle, uno splendido sabato di sole primaverile tra gli ambulanti questa giornata al sapore della ripartenza. Come primo giorno siamo solo contenti di essere qua e di aver iniziato un nuovo percorso. Come vedete c'è la gente, si muove qualcosa, abbiamo iniziato, l'importante è aver iniziato. Come si è adeguata alle misure di sicurezza? Vediamo. Disinfettante, gel, guanti, mascherina, la gente risponde bene, è obbediente alle distanze. Clienti e commercianti si stanno adeguando. Per quando ci si approccia ai banchi c'è l'obbligo dei guanti e vedo che questo obbligo viene rispettato. Ovviamente noi abbiamo una dotazione di personale importante perché ci sono 20 persone impiegate solo per il mercato di Prato della Valle per fare questi controlli in 2 turni e stanno verificando che tutti adottino questi comportamenti. Quindi se facciamo tutti la nostra parte riusciamo a far ripartire l'economia, perché qua ci sono persone che non lavoravano da mesi, in sicurezza. Abbigliamento e scarpe devono essere sempre sanificati dopo eventuali prove. C'è l'obbligo per tutti gli indumenti che siano messi in vendita sanificati. Anche quelli usati, se ci sono, devono essere prima sanificati. Su questo tra l'altro stiamo ragionando con l'associazione di categoria per restringere il più possibile comunque la possibilità che siano utilizzati, che siano venduti capi che non hanno come dire, la confezione come usciti di fabbrica. Lo vedete alle mie spalle, la polizia locale, numerosi i controlli durante il mercato per visionare che tutto si svolga nel rispetto delle regole. Chi viene sorpreso senza mascherina viene subito fermato, la protezione civile è pronta con le scorte a consegnarle. È un mercato fatto di regole che tutti cercano di rispettare, curiosità, qualche timore, ma il piacere di rivedere i volti familiari dei commercianti di fiducia, prove di normalità per lasciarsi alle spalle il lockdown.
diventa fondamentale, lo vogliamo ricordare ancora una volta, rispettare queste poche regole basilari, la mascherina, guanti e le distanze di sicurezza, davvero per muoverci tutti quanti in sicurezza e tornare alla normalità. Io prima dei saluti vi ricordo gli appuntamenti alle 15:30, lo spazio dedicato ai più piccoli, e poi via la ginnastica dolce, tai chi, pilates e zumba, e alle 17:20 l'appuntamento è a Padova, al Santo, con il rosario, mentre poi come sempre alle 18 c'è la Santa Messa in diretta sempre dal Santo di Padova. Io intanto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.